perfetto il galateo dei colori, perché ci sono alcune occasioni in cui è necessario conoscere quale colore indossare. Iniziamo dai sicuramente più banali e forse spero scontati bianco e nero, ad esempio ad un matrimonio. Il bianco infatti non deve mai essere indossato per evitare di avvicinarsi troppo alla sposa, e il nero in un'occasione di festa ci rende tristi e cupi. Per colori come il giallo e l'arancione, che cadono nella stagione perfetta, sono infatti da utilizzare in primavera e in autunno particolarmente, ma è importante sapere che l'arancione non deve essere mai utilizzato di sera. Molto versatili sono i colori del grigio, del marrone. Il grigio, ad esempio, è un colore da utilizzare prettamente, diciamo, in ambito diurno, cioè assimilabile un po' al contesto lavorativo. Così come, per esempio, mi viene in mente il rosa chiaro, che è preferibile rispetto alle tonalità più scure per un ambiente lavorativo. Il rosa chiaro è anche un colore perfettamente che si sposa nell'ambito delle cerimonie. E poi parliamo del verde. Il verde, a seconda della gradazione, è da utilizzare acceso durante il giorno, invece più scuro, quindi si va più verso l'elegante per la sera. E sempre rimanendo in tema di eleganza, sicuramente l'indiscusso colore è il blu, re dell'eleganza. Il mio colore preferito in realtà è il bianco, colore candido, del quale ho un'infinità di magliette, però devo dire che come sinonimo il blu si sposa molto bene. Il rosso, con cui ho voluto fare la pillola oggi, rappresenta un colore per niente ordinario e quindi va, diciamo, abbinato in maniera perfetta a delle occasioni speciali, ad esempio delle feste. Dopo questo arcobaleno di colori io vi ringrazio e vi invito a seguire i nostri reel che pubblichiamo su Instagram e vi aspetto alla prossima puntata!